È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo agli affari. Il Napoli sta già pianificando il rinnovamento per la prossima stagione e sta lavorando per ingaggiare 4 o 5 giocatori nel mercato estivo. Secondo il giornalista Massimo Sparnelli, uno dei nomi che Antonio Conte vuole per rinforzare l'attacco è Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United. Il giovane attaccante olandese, che ha brillato al Bologna, è arrivato in Premier League circondato dalle aspettative. Ma la sua permanenza nel calcio inglese è stata finora deludente, con appena 3 gol in 24 partite. Nonostante ciò, la sua abilità tecnica e il suo potenziale continuano a essere considerati un valore aggiunto e il Napoli potrebbe tentare una mossa per riconquistarlo e inserirlo nell'assetto di Conte. Oltre a Zirkzee, il Napoli è alla ricerca di rinforzi di alto livello per competere in Champions League. E altri obiettivi sono in fase di valutazione dietro le quinte. La dirigenza di Aurelio De Laurentiis non vuole ripetere gli errori della scorsa stagione e intende consegnare a Conte una rosa competitiva per lottare per il titolo. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi napoletani. Zirkzee sarebbe una buona scommessa per il Napoli? O il club dovrebbe cercare un altro nome in attacco? Commentate qui e partecipate alla discussione.